adesso invece passiamo a una cosa che sembra più complicata, ma non è tanto più complicata. Ci interessa particolarmente un numero che è elevato alla 12 ci dia 2, non elevato al quadrato ci dia 2. Un numero quindi molto più vicino all'1. Allora, cosa vuol dire? Ho scritto qua sotto per dare un'idea di che cosa si tratta. Io supponiamo di essere con un problema bancario e supponiamo di avere un interesse che in questi anni, per essere di questo ordine, è l'interesse passivo, perché gli interessi attivi sono molto più piccoli, ma supponiamo un interesse passivo dell'ordine del 6%. Cosa vuol dire? Che se io ho un debito iniziale di 1000 euro, l'anno dopo la banca mi dice: se lo vuoi restituire con un anno di ritardo mi devi dare 60 euro in più, cioè il 6%. Se io tardo ancora un altro anno mi fa il 6% di questo che era già 1060 e così via. Allora cosa succede? Questo numero, che è il numero per cui devo moltiplicare il capitale iniziale per trovare quanto è virtualmente il capitale che devo dare alla banca dopo un anno, deve essere tale che moltiplicato per se stesso 12 volte via 2. Questo voglio io che sia così, cioè io voglio un numero che moltiplicato per se stesso 12 volte via 2. Questa è quella che si chiama la radice dodicesima di 2. E quindi sto individuando questo numero qui, che ho scritto col simbolo. Allora, dicevo, con questo simbolo si indica la radice di 2, è quel numero che è moltiplicato per se stesso 12 volte. Capite qui questo schema vorrebbe dire che io moltiplico, cioè aumento di circa il 6%. Spiego, aumentando il 6% ogni volta all'incirca, se aumento esattamente il 6%, arrivato dopo 6 anni, sono arrivato a metà strada. E che cosa incontro a metà strada? Incontro all'incirca la radice di 2. Perché? Perché se faccio altre 6 volte lo stesso discorso, 6 volte l'ho fatto prima, altrettanta strada moltiplicativa la faccio dopo, quindi dopo 6 passi io devo avere... Ok. Mi spavento adesso. Dopo 6 passi di radice dodicesima di 2, io qui ottengo il quadrato di questo, la terza potenza, la quarta potenza, quando arriva alla sesta potenza ritrovo quella radice di 2 di cui parlavamo prima. Ora, siccome abbiamo detto che questo non è un numero razionale, cioè se lo scriviamo in decimali ha infiniti decimali, a maggior ragione tutti i precedenti, in particolare questo, ha infiniti decimali, perché se avesse un numero finito di decimali anche il suo quadrato, la sua terza potenza, dopo un po' finirebbe, mi spiego. Quindi tutti questi numeri, se non avete ben afferrato la dimostrazione non importa, sono tutti numeri non razionali. Cioè se io voglio dividere dal punto di vista della moltiplicazione l'intervallo fra 1 e 2 in parti uguali, dove per uguale intendo moltiplicativamente, cioè che da ciascuno si ottenga il successivo moltiplicando per lo stesso fattore, questo fattore non può essere un numero razionale. Quindi è un numero che nell'antichità sostanzialmente non esisteva, perché come vi ho detto, l'ingresso dei numeri razionali dell'uso comune è stato tardivo e quello dei numeri reali è durato poco. E quello dei numeri reali, addirittura la codifica, diciamo, la sistemazione della teoria dei numeri reali è avvenuta nel secolo XIX. Questo avrà un'importanza per capire che l'uso di questi... adesso mi stanco io. Allora, dicevo, questa premessa è per farvi capire che accettare i numeri con infiniti decimali non era ovvio, non dico per gli antichi greci, non era ovvio neanche per Galileo, ma nemmeno nel secolo successivo, nemmeno nel Settecento non era ben pensabile di dare una coda di infiniti decimali, soltanto in seguito si è capito che era una necessità. Allora, adesso qui io ho voluto fare una tabella di numeri che poi non vedrete
che non è indispensabile, ma vi faccio capire che cosa verrebbe fuori se noi cercassimo di fare questi calcoli. Allora, vediamo se si vede abbastanza. Allora, questi numeretti che vedete in azzurro sono, ecco, questa è la radice dodicesima di 2, naturalmente io mi devo fermare dopo un poco, ma se la calcolate vi viene fuori 1,05946, eccetera, eccetera. Questo dopo 2 passi, questo dopo 3 passi. Questo, per intenderci, vuol dire appunto che su 1000 euro ne dovete circa 59 in più alla banca dopo un anno, circa 122 in più dopo 2 anni, circa 189 dopo 3 anni, eccetera, finché all'11° anno sono diventati quasi 2000 i soldi che dovete alla banca e al 12° anno sono 2000. Questo vuol dire che l'interesse è stato della radice dodicesima di 2. Ora, come dicevamo prima, gli antichi accettavano obtorto collo di trattare con i numeri razionali, ma non con queste cose. E quindi si può pensare che se nell'antichità avessimo dovuto fare qualcosa di simile, invece di fare tutti questi calcoli complicati che io ho fatto naturalmente schiacciando bottoni su una piccola calcolatrice di quella da 10 euro, non è che sono andato in cerca di cose strane, avrebbero cercato dei numeri razionali che approssimano questi numeri, cioè che ci vanno abbastanza vicini. Per esempio qui vedete questo numero qui è abbastanza vicino a 18 diviso 17. Cosa vuol dire vicino? Qui c'è 0,5946, qui c'è 0,5932, quindi è molto vicino. Questo molto vicino io l'ho espresso così solo per voi con questi 3 segni. Per fare l'analogo di 1,122 ho preso 9 ottavi, questo 9 ottavi ha invece 1,125, voi vedete che l'errore è sulla terza cifra decimale, quindi è una buona approssimazione. Se andiamo qui, ho preso 6 quinti, questo 6 quinti è 1,2, che confrontato con 1,189 comincia a essere un'approssimazione meno buona, perché siamo sul centesimo qui, cioè già la terza cifra decimale è sbagliata, allora ho messo un solo segnetto, e così via. Ora, vi faccio notare che c'è un campione di precisione, cioè il numero 3 mezzi che trovate qua dentro, in questa posizione, dopo 7 anni di interessi, è molto molto vicino a, dicevo, 3 mezzi è molto molto vicino all'interesse che dovreste pagare dopo 7 anni. Perché vedete qui c'è scritto 1,498 e questo è 1,5, quindi il difetto è soltanto in questi 13 che ci mancano. Bene, allora questa è una serie di numeri che vedremo comparire per circa una mezz'oretta e sulla destra c'è una terza serie di numeri che ha le stesse caratteristiche di essere un'approssimazione. In certi casi è un'approssimazione migliore, in certi casi è la stessa. Qual è la differenza tra questi numeri e questi? Qui ho scritto questo V. Questo V è il numero 3 mezzi. Quindi questi numeri qui sono fatti con numeratore e denominatore che sono soltanto composti col 2 e col 3. Per esempio 9 diviso 4, oppure 8 diviso 3. Oppure 3 diviso 16, in modo che ci sia soltanto il 3 e il 2, come se non conoscessimo altri numeri prima. Questa approssimazione di destra la chiameremo pitagorica, vedremo perché, e questa approssimazione di sinistra la chiameremo zarliniana. Tra Pitagora e Zarlino ci sono 2000 anni, però l'approssimazione pitagorica è migliore di quella. È migliore nel senso che se la confrontiamo con quei numeri reali che dividono in parti uguali quell'intervallo, qui facciamo errori più piccoli, qui facciamo errori più grandi. Però bisogna dire che i denominatori di questa scala qui, i numeratori, cioè i numeri coinvolti qui, sono di solito più bassi, con qualche eccezione di questo 17 che vedete qui, per il resto sono 5, 8, 3, 4, 3, eccetera, eccetera. Vabbè,
Allora, guardate che la matematica dura, diciamo, è finita. Chiedo scusa se è stato un po' pesantino. Adesso parliamo di acustica.